Impianti non funzionanti, livelli di inquinamento da batteri fecali 10.000 volte superiori ai limiti consentiti per legge. E questo è il risultato degli accertamenti della Procura di Agrigento, che ha disposto il sequestro dell'impianto di depurazione del comune di Lampedusa e protezione delle acque e che ha organizzato per questa mattina una conferenza stampa per affrontare l'argomento. A procedere con un'attività investigativa in materia ambientale sono stati i carabinieri del Centro Anticrimine Natura e la Guardia Costiera. Una vicenda, il sequestro del depuratore di Lampedusa, su cui gravitano anche 13 avvisi di garanzia notificati dai magistrati. Fra gli indagati non mancano anche l'ex sindaco Giussi Nicolini e l'attuale capo dell'amministrazione Totò Martello. Oltre a loro anche dirigenti regionali, comunali e responsabili di ditte. Fra le ipotesi di reato contestate, inquinamento ambientale, falso, truffa, omissione d'atti d'ufficio, frode in pubbliche forniture. I particolari del provvedimento sono stati resi noti questa mattina dal procuratore Luigi Patronaggio, presenti tra gli altri anche il sostituto Alessandra Russo e il comandante provinciale dei Carabinieri Giovanni Pellegrino. È dal 2015 che attenzioniamo la situazione di Lampedusa, perché dal 2012 il vecchio depuratore non funziona più. È una situazione che nel tempo si è sempre più aggravata, le opere che dovevano essere effettuate non sono state effettuate, oggi abbiamo una situazione di estrema gravità. È stato detto che i limiti di batteri fecali presenti in acqua sono 10.000 volte superiori a quelli previsti dalle tabelle e questo è un dato che ci ha chiaramente imposto ad agire con un sequestro preventivo. Abbiamo dovuto necessariamente inviare informazioni di garanzia a tutti gli amministratori che si sono succeduti dal 2012 a oggi, proprio perché vogliamo capire se ci sono state omissioni penalmente rilevanti. Le indagini sono tuttora in corso, non escludiamo l'esistenza di reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, inadempienza nelle pubbliche forniture, perché questo appalto si è protratto per più tempo ed ancora non è stato chiuso, anzi ci risulta nel momento dell'accesso la ditta non era presente sui luoghi, per cui dico è una situazione grave che stiamo attenzionando. Devo dire pure che è nostra preoccupazione far funzionare la stagione estiva, per cui abbiamo impartito al Comune delle direttive che se verranno rispettate probabilmente riusciranno a contenere l'inquinamento idrico ambientale, altrimenti poi si procederà con un amministratore giudiziario e con un controllo giudiziario. Il Comune di Lampedusa ha beneficiato di finanziamenti che sono previsti per la particolarità, per l'insularità, per la situazione drammatica che vive l'isola, ma evidentemente qualcosa si è inceppato. Venivano utilizzate impropriamente le vasche del vecchio e del nuovo e un tubo, una sorta di collettore di pennello ammaro assolutamente insufficiente, perché di 50 metri nelle fotografie si vede come spande in acqua questi rifiuti melmosi, è assolutamente insufficiente. Quello di Lampedusa non è certo il primo depuratore della provincia sul quale la procura ha posto i sigilli. Da anni e da diverse parti arrivano segnalazioni su diversi depuratori agrigentini che in sostanza non depurano. Si tratta per lo più di impianti giudicati troppo vecchi, inefficienti e insufficienti per accogliere i reflui di tutta l'utenza e nei quali ciò che entra a volte sembra essere più pulito di ciò che ne esce.